Dottor Sergio Rosato, buongiorno, grazie per la disponibilità. Iniziamo questa intervista che rientra poi in un percorso molto particolare, diciamo, di Veneto Welfare. Lei è nella storia, diciamo, della Regione Veneto, esperto senior in politica del lavoro, già dirigente generale del Ministero del Lavoro e già direttore di Veneto Lavoro. Diciamo 45 anni minimo di vita professionale sul campo. Ed è per questo che, se lei ci permette, vorremmo subito iniziare con alcune domande un po' provocatorie anche. Buongiorno a lei, dottor Castaller, grazie dell'invito. Diciamo che l'esperienza non mi manca. Questo non ci sono dubbi, dottor Rosato. Anche per anzianità, anche per semplice decorso del tempo. La ringraziamo ancora per la disponibilità. Grazie. Allora, in tema di politica del lavoro, le grandi crisi del passato possono insegnarci qualcosa, secondo lei? Oppure siamo veramente senza bussola, senza orientamento e soprattutto senza timone in un mare in tempesta? Beh, diciamo che questa crisi è una crisi senza precedenti. Questo ovviamente non lo dice il povero Sergio Rosato, lo dicono ormai tutti i grandi della terra. Anche perché basta dire che nessuno dei viventi ha mai vissuto una crisi da pandemia. Quindi abbiamo una crisi che ha cause esogene ai meccanismi del capitalismo, dell'economia e oltretutto è una crisi che interviene nel bel mezzo di una rivoluzione industriale già in atto. Tutti parlavano della quarta, chi addirittura dice la quinta rivoluzione industriale, e soprattutto in un momento in cui l'economia era in una situazione non florida a livello mondiale. La crisi dell'auto c'era ben prima, anche in dimensioni diverse, e diciamo che anche che la situazione per noi non era delle migliori da un punto di vista della crescita economica. Si parlava già di pericolo di recessione. Quindi tutto questo ne fa una crisi eccezionalissima. Tuttavia, secondo me, ci sono delle costanti, soprattutto nella nostra composizione del mercato del lavoro, per cui chi si è fatto tante crisi sicuramente avrebbe dato buoni consigli per evitare i grossi errori che sono stati commessi già nell'approccio. Quindi diciamo che l'esperienza non solo serve, ma secondo me in questo momento è vitale. Qual è l'approccio giusto secondo lei a questo punto? Abbiamo governo, Parlamento, regioni, parti sociali, tutti che si stanno mobilitando in ordine sparso. Addirittura si parla in questi giorni di stati generali di grandi trasformazioni. Secondo lei qual è il punto chiave? Cioè, perché le politiche del lavoro basate sul sostegno al reddito sono importanti per affrontare una crisi occupazionale di questa portata? Per quale motivo, secondo lei, dottor Rosato? Guardi, lei l'ha anche un po' anticipato. Ogni qualvolta c'è un impatto negativo dell'economia per la composizione del nostro mercato del lavoro, l'impatto sull'occupazione è rapidissimo. Non siamo come altre economie in cui, se va male l'economia, non necessariamente il mercato del lavoro immediatamente subisce effetti traumatici. Per cui, se vogliamo, noi abbiamo un pochino anche, come dire, sempre avuto un'attenzione a considerare gli ammortizzatori sociali come uno strumento per affrontare le crisi. Ma in questo momento questo elemento si rafforza, perché la crisi non è soltanto una crisi di caduta del lavoro, ma è una grossa crisi di caduta dei consumi. E una grossa crisi di caduta dei consumi significa anche spirale verso la recessione grave, qualcuno parla addirittura di pericoli di depressione. Quindi questo mai come ora il sostegno al reddito ha quella triplice funzione che è con una sua connotazione. Primo, difendere il reddito del lavoratore che non ha il lavoro. Secondo, alimentare almeno ancora una domanda di consumi
soprattutto consumi interni, che viceversa crollerebbero. E terzo, tenere legati i lavoratori alla vita attiva, tenere legato il lavoratore a quei processi di cambiamento, di trasformazione che, seppur a fatica, le imprese stanno cercando di attivare, di avviare. Quindi io per questo sostengo che considerare le politiche di sostegno al reddito un dio minore è un errore strategico in questa fase. Diciamo quindi, lei dice che i cattivi ammortizzatori sociali sono forse una sorta di scialuppa salvavita. Per molto tempo sono stati definiti in qualche modo, li metto tra virgolette, brutti e sporchi questi ammortizzatori sociali. Tutti però in questo periodo parlano di investimenti, di sviluppo, però lei parla di sostegno al reddito. Contemporaneamente l'Italia invoca politiche attive del lavoro e lei parla di politiche passive. Come riusciamo a conciliare questi due aspetti, che è una prospettiva anche innovativa, direi? Guardi, io ho sempre sorriso a chi, per dare, come dire, una sorta di modernità alle cose, oppure addirittura di virtù a certi strumenti, ci aggiunge sempre l'aggettivo passivo, attivo, eccetera. Le politiche del lavoro buone sono quelle che servono, sono quelle che risolvono il problema, perché di per sé le politiche del lavoro sono politiche che devono seguire il ciclo economico, che devono seguire gli andamenti del mercato del lavoro, e quindi sono politiche correttive, sono politiche che in qualche modo cercano di supplire al cattivo funzionamento del mercato del lavoro. In questo momento qual è il cattivo funzionamento del mercato del lavoro? Una perdita di ore di lavoro, una perdita clamorosa. Non mi riferisco al periodo della fermata, perché era scontato che nel periodo della fermata ci fosse una caduta verticale delle ore di lavoro. Mi riferisco alla difficoltà con cui sta riprendendo l'attività. A questo si aggiungiamo a questo anche che quel mondo autonomo, del piccolo lavoratore autonomo, della piccola imprenditoria, subisce anch'esso un trauma profondo dalla quella che è stata, diciamo, l'effetto sanitario della pandemia. Noi ci troviamo in una situazione in cui la gente improvvisamente, anche chi prima non era in pericolo, io posso capire quelli dell'Ilva che si sentivano in pericolo, ma chi non era in pericolo si trova improvvisamente in una situazione in cui vede il suo orizzonte completamente trasformato e non ha nell'immediato, diciamo, l'aiuto che gli serve. E questo porta a sfiducia, porta a una situazione di disgregazione anche sociale. Questo appunto è l'elemento, ma non solo questo. C'è anche un altro aspetto che è di natura prettamente economica. Se io questa, diciamo, problematica la affronto in termini di stiamo pensando a tutto, vi diamo la sovvenzione, e non la vedo invece anche nella logica che noi siamo una economia che si rilancia solo con l'impresa e col lavoro, che non ha altro su cui puntare, è impensabile che ci sia una disattenzione affinché queste politiche non siano anche orientate alla riqualificazione, alla formazione dei lavoratori, al mantenimento di un'attività. Quindi il sostegno al reddito non è per niente passivo, anzi è la cosa più attiva che possiamo fare in questo momento. Dottor Rosato, quali sono le priorità e le conseguenti politiche da mettere in campo secondo lei, ma soprattutto quali possono essere anche strategicamente i ruoli futuri della rappresentanza associativa e delle parti sociali? Guardi, in questo momento si sente molto a parlare di grandi riforme, c'è una grande attenzione sul tema, anche, diciamo, in maniera positiva. Io però sono molto scettico all'ipotesi che in una situazione di questo tipo
ci si possa in qualche modo orientare verso il riformismo, quello che mette a posto le cose che non vanno bene. Noi siamo sicuramente invece carenti di una politica, di una policy che integri in maniera molto convincente le politiche del lavoro con le politiche industriali che ancora si intravedono a sprazzi e con una politica economica. Il punto qual è? Gli stati investiranno risorse ingentissime. Lei segue meglio di me tutta la partita dei fondi europei, attivare i prestiti, non attivarli, eccetera. Ce n'è uno dedicato, il SURE si chiama, dedicato espressamente alle politiche di riduzione dell'orario di lavoro, sostegno al reddito per prevenire o comunque lenire la disoccupazione strutturale di lunga durata. E noi dovremmo pensare, più che a riformare gli strumenti, dobbiamo pensare appunto a come usiamo questi soldi, con quali priorità, dove li orientiamo. Questo è il vero senso della mia, così chiamiamola, smarcamento rispetto a questo andazzo che tutti sognano già il mondo nuovo, che si fa la riforma. Cioè noi per fare l'ultima riforma dei riammortizzatori sociali siamo partiti con Damiano, col ministro Damiano, siamo passati per la Fornero e siamo arrivati al governo Renzi col Jobs Act. Pensi lei cosa questo può significare in un momento in cui invece, come dicevo prima, serve tempestività e serve molta perizia tecnica anche ad adattare gli strumenti esistenti. Perché noi abbiamo degli strumenti buoni, la cassa integrazione ordinaria, la NASPI, che ben adattati possono in qualche modo già rispondere all'impatto più evidente, quello più consistente. Naturalmente dobbiamo pensare anche a uno strumento che io vedo in chiave regionale di invece sostegno a tutte quelle situazioni, condizioni di lavoratori che non hanno un sistema alle spalle di ammortizzatori sociali adeguato. Penso anche ai lavoratori autonomi, ai piccoli imprenditori, piccoli commercianti, per i quali invece serve veramente un grosso sforzo di welfare generativo nel territorio per creare anche occupazione aggiuntiva sotto questo punto di vista. Ecco, questa per me è una strategia che ispira una policy, e policy noi sappiamo che vuol dire avere gli obiettivi, ma significa anche avere una visione di come gestire l'attuazione, i processi. E qui c'è un'altra grande polemica che lei sta seguendo, quella appunto che, approfittando della crisi e anche di questo patriottismo che la crisi in qualche modo ha rigenerato, crisi sanitaria, dico siamo in pericolo, tutti responsabili, tutti civici, bene. E su questo sta rinascendo la voglia di centralismo, la voglia di riportare. Allora è evidente che ci sono delle cose importantissime, i grandi investimenti, le grandi trasformazioni degli apparati produttivi, delle filiere, tutto quella che è una politica economica legata alle politiche industriali che non può non avere una regia centrale e anche grosse strutture centralizzate che le gestiscano. Ma c'è poi invece anche tutta quella che è l'area della economia del territorio, che ruota anche su un forte intreccio tra lavoro,
vita sociale, servizi, miglioramento della qualità del welfare, eccetera, miglioramento anche di quelle che sono alcune infrastrutture locali che non possono che restare saldamente in mano ai governi territoriali. Dottor Rosato, quindi si scontrano due visioni radicalmente opposte e la posta in gioco non è da poco. Da un lato abbiamo una sorta di politica di redditi elargiti dallo Stato, assistenzialismo spinto, in cui teorizzano 4 aree: cittadinanza, emergenza, inclusione sociale, ultima istanza. Poi ci sono regioni come il Veneto che primeggiano sia in termini sanitari che in termini di competitività e guardano molto all'economia reale. Come far convivere queste due aspettative? Qualcuno direbbe nord e sud, però io direi che è un modello sociale differenziato su scala nazionale e soprattutto diventa anche un approccio economico. Ripeto, uno di carattere assistenziale e l'altro molto più spinto all'economia reale. Beh, quello che lei dice in questa domanda è sicuramente da me, diciamo, la risposta implicita. Secondo me è il vero pericolo. Un vero pericolo non tanto in termini di semplice soltanto elemento di modello di sviluppo, di modo di pensare, eccetera, ma proprio in termini di efficienza della risposta alla crisi. Perché guardate, in questo momento è vero che le risorse, tutti pensano che ci siano, appunto, che il problema delle risorse l'abbiamo risolto, ma in realtà per sostenere veramente i redditi delle persone che non stiamo parlando dei vecchi poveri che hanno un miglioramento dalla loro condizione di vita. Stiamo parlando di tantissime persone che vedono veramente l'ascensore, altro che ascensore, precipitare in basso. Questo non può essere in nessun modo sostenuto con politiche, chiamiamola così, di semplice resistenza o di risarcimento. Qui o si va veramente a ripristinare il meccanismo di una società viva che si rinnova, che produce, oppure veramente è velleitario pensare che soltanto, diciamo, far partire il bazooka dei fondi europei, della spesa sia sufficiente. E proprio su questo io vedo anche una grossa contrapposizione, non soltanto nord-sud, ma anche Stato centrale, regioni. E l'abbiamo vissuta già in passato, questa diciamo, atteggiamento di neocentralismo basato sul fatto che ci sono regioni che non funzionano. E io ho sempre sostenuto che portare il livello di governance sul punto in cui c'è la media della capacità, cioè al centro, non significa alzare le regioni che non funzionano, significa abbassare quelle che funzionano. Questa è sempre stata la mia convinzione, soprattutto nelle politiche del lavoro, soprattutto nelle politiche della sanità, nelle politiche sociali, assistenziali, perché anche l'assistenza, nei servizi alla persona, nei servizi del territorio. Certo, anche il nord ha le sue problematiche, i trasporti, le infrastrutture, ma non abbiamo una, come dire, dicotomia puramente di tipo autonomista, indipendentista. La nostra è un'autonomia di efficienza, è un federalismo vero, perché ognuno fa le cose che sa fare meglio. Ancora una volta, dottor Rosato, dal suo intervento emerge chiaramente che esistono due Italie, una che spinge sembra verso un sorta di declino del nostro sistema economico e sociale, e l'altra che crede nelle capacità del nostro sistema economico di sfuggire al declino. Lei quindi non crede nello slogan della decrescita felice? Assolutamente, mi sembra di comprendere.
diciamo che in questo momento mi preoccupo di più della decrescita infelice. Se non reagiamo in maniera veramente con una visione ampia, con una visione lunga, non è diciamo in questo momento la schermaglia politica per il marketing quotidiano. Purtroppo non c'è strategia, c'è soltanto marketing quotidiano, marketing contingente, e con questo non se ne viene fuori. Grazie dottor Rosato, come sempre molto preciso, con parole chiare e senza tanti filtri, come è sempre stato nelle sue caratteristiche storiche e professionali. Ancora grazie per l'aiuto che ci ha dato e che ci sta dando, collaborando fortemente con Veneto Welfare, e arrivederci a presto dottor Rosato, grazie ancora. No, grazie a lei, è veramente stata per me un bel confronto.